Questo Paese può anche decidere di non adottare l'autonomia differenziata, però a questo punto si abbia il coraggio di modificare la Costituzione e decidiamo una volta per tutte che questo Paese è centralista. Ma i nostri ragazzi che se ne vanno dall'Italia non vanno nei paesi centralisti, vanno dove c'è autonomia e federalismo. Non indietreggia di un passo il presidente del Veneto Luca Zaia nella battaglia per l'autonomia, soprattutto ora che il tema è diventato pressante, se non vitale, per il governo. Anche oggi Zaia ribadisce che il progetto di autonomia del Veneto è redatto da un comitato scientifico. Non ce lo siamo scritti nel sottoscala, provoca. Questa è una cosa seria. Dello stesso avviso il collega lombardo Attilio Fontana, con il quale Zaia ha risposto con una lettera al premier Giuseppe Conte, che si era rivolto agli italiani del nord cercando di spiegare timori e prudenze. Conte apprezza clima cambiato, dice, toni nuovi e diversi, ma di fatto Zaia e Fontana dicono no alle farse. Quelle di Conte sono esternazioni che ci hanno feriti, scrivono. Ora un accordo di qualità, un'autonomia vera, non un pannicello caldo, altrimenti non firmiamo. D'altro canto Zaia questo lo ripete con determinazione da giorni. Prossima tappa della discussione sull'autonomia giovedì. Intanto il tempo scorre inesorabile, come testimonia il counter in onda ogni giorno sulle reti media nord-est, che ricorda quanti giorni sono trascorsi da quel 22 ottobre 2017, data del referendum in Veneto e Lombardia, che ha consegnato un responso chiarissimo sulla volontà dei cittadini.